Eccoci qui, il nostro nuovo ospite all'Hot Corner qui a Corso Magenta a Milano, a Fargas in Fabula è Vincenzo Zampa. Come sta Vincenzo? Sto molto bene, anche beh. io sono milanese, conosco molto bene questa zona ed è un piacere E essere qui. finalmente ci vediamo, ci Ci incontriamo, ci parliamo, incontriamo. perché dopo, dicevamo prima, forza di interviste Zoom, incontri così, a un certo punto No, però... io odio il termine incontriamoci su Zoom, perché secondo me è un paradosso, è un sì. ossimoro che si è fatto carne. Cioè proprio il verbo che non funziona, perché Esatto, incontriamoci su Zoom ed è assurdo, ed è bellissimo, peccato non potessi toccare, ma manteniamo una giusta è distanza. un passo alla volta. Esatto. Allora, perché Vincenzo Zampa? Perché Vincenzo Zampa è tra i protagonisti di Comedians di Gabriele Salvatores, il nuovo film che esce proprio ora con Ale Franz, Christian De Sica e molti altri. Allora noi ci facciamo raccontare da Vincenzo innanzitutto che ruolo hai e cos'è Comedians, perché poi viene da lontano, viene da una pièce storica. È una pièce storica portata in scena al Teatro dell'Elfo negli anni '80 con la regia di Gabriele Salvatores. Che ancora non era Gabriele, cioè era Gabriele Salvatores, ma non Gabriele era Gabriele. Salvatores a teatro, che ha fatto comunque delle grandissime cose. Esatto. E nella pièce comparivano attori del calibro di Flavio Bisio, Paolo Rossi, Antonio Catania, Silvio Orlando, ed il mio ruolo nel film ripercorre un po' quello che era il ruolo teatrale di Silvio Orlando negli anni '80. Quindi c'è anche una Ah, ok, cioè il tuo responsabilità. personaggio è lo stesso che interpreta, cioè non è lo Allora, stesso, si ma è... ispira a quello. È sicuramente una persona del sud che ha lo sguardo rivolto a nord, ma con delle proprio pulsioni anche sanguigne molto meridionali Che portano, che che portano a portano. quello. Ovviamente Silvio Orlando è napoletano, io come tutti i milanesi sono Pugliese, esatto. da Di Milano. Celentano in giù Esatto. non si scappa. Esatto. Senti Vincenzo, facciamo un passo indietro perché tu in realtà non è la prima volta che lavori con Salvatores. Come vi siete incontrati e conosciuti? Ci siamo incontrati nel 2013, 2014, io ho sostenuto un provino per poter far parte del cast, diciamo, del Il ragazzo invisibile, dove ero l'assistente di Valeria Golino. Ecco, una similitudine rispetto all'altro film sarà che anche in questo porto i baffi. Ah, ok. Quindi c'è... Però a differenza dell'altro film non balbetto, perché ero l'assistente della Golino che balbuziente, Che era la mamma del ragazzo, del protagonista, l'assistente del commissario. Invece in questo sono un muratore pugliese di 38 anni che ha velleità artistiche spettacolari, quindi vuole, diciamo, sfondare nel mondo dello spettacolo e cambiare un po' quello che è il suo stato di vita, cioè elevarsi. Non che il muratore sia un lavoro No, no, elevato, certo, ma vuole, diciamo, migliorare la sua condizione economica. E quindi Salvatore ha incontrato, cioè dopo il provino ovviamente è andato a buon fine e da lì poi... E da lì poi non ci siamo sentiti per un po', e l'anno scorso ricevo una chiamata mentre ero a fare il mio picnic sul balcone, come abbiamo fatto tutti noi in questo periodo. Picnic da lockdown. Esatto, e ricevo una chiamata dove Gabriele mi propone questo progetto, ovviamente Che tu conoscevi per essendo io tuo attore conoscevo perché anche, lavoro anche al Teatro soprattutto, sì. dell'Elfo, quindi il Comedians è uno spettacolo storico del Teatro dell'Elfo e mi ha proposto questa parte, e quindi mi sono sentito una responsabilità addosso enorme, perché la difficoltà è stata anche dover riscrivere ciò che era stato già riscritto nella versione teatrale da Silvio Orlando in una versione pugliese. Difficoltà ovviamente superata in un lavoro bellissimo di condivisione che c'è stato con Gabriele Salvatores, con cui ci si sentiva purtroppo a distanza, per riprendere quello che dicevamo Certo. prima, e ci scrivevamo un po': no, ho pensato questo perché potrei dire questa battuta, no aspetta perché in Puglia, cioè, vabbè, vedrete Hai il portato, film. ma le riprese però le avete fatte quando? In Le riprese periodo già di pandemia, sì. eravamo in piena pandemia, agosto-settembre dello scorso anno, ed è stato nella difficoltà la cosa che è riuscita a cementificare un po' il rapporto di tutto il cast, perché ovviamente non ci si poteva frequentare che non soltanto col cast. Certo. Abbiamo fatto i tamponi. Perché diceva poi andiamo a fare una bella cena insieme. Si è creata una famiglia, ma nel film, e io sono sicuro di questo perché l'ho già visto, si vede questa cosa qui. Al di là del può piacere o non può piacere, per me è veramente molto molto bello il film, ma questo rapporto, questa simbiosi tra i Che si è personaggi, creata. ma lo si capisce dai dialoghi, lo si capisce nel rapporto degli attori, lo si vede, è una cosa sottilissima ma che sono c'è. sicuro che si vede. Senti, tra le molte cose, molti aspetti per cui vale la pena andare a vedere al cinema Comedians, sala. c'è un inedito no, però insomma un insolito per chi lo segue da tanto tempo, Christian De Sica. Ma direi insolito ma solito, perché Christian De Sica è un bravissimo attore.
e lo vedrete, lo vedremo, ma soprattutto tra i tanti motivi per andare al cinema è proprio il fatto anche di andare fisicamente al cinema, perché è un settore il nostro che ha bisogno sia il cinema che il teatro della presenza fisica delle persone. Gli attori non esistono se non c'è il pubblico, soprattutto a teatro, ma anche al cinema c'è bisogno di sostenere un settore che purtroppo, lo sappiamo molto bene, è stato in questo periodo falciato. Sì, assolutamente. Quanto ti manca il teatro? Mi manca da morire, mi manca da morire. Abbiamo provato uno spettacolo questo a dicembre scorso al Teatro dell'Elfo che purtroppo per il Covid, perché poi hanno posticipato le Sì, l'hai restrizioni aperto, esatto, a un certo punto pareva si potesse riaprire prima. c'è uno spettacolo pronto che debutterà a gennaio 2022 e no, è un paradosso, è uno dei tanti paradossi di questo periodo, per la regia di Elio De Capitani, che è Moby Dick di Orson Welles, dove compare anche Marco Bonadei, che è nel cast Comedy Comedians, che è un mio compagno di vita, un mio compagno d'arte e con cui abbiamo anche altri progetti da fare assieme, quindi è stata un'ulteriore sorpresa questa. Tra l'altro tu con De Capitani avevi già fatto Morte di un commesso viaggiatore. Morte di un commesso viaggiatore, anche di History Boys, per chi l'ha visto, che è stato un successo enorme. Io lì interpretavo un ragazzino ebreo omosessuale e vabbè, parliamo di un po' di anni fa, quindi il ragazzino potevo farlo molto bene. Che anno era? 2010. 2010, 2011, 2012, sino al 2013 l'abbiamo portato in tournée, è stato veramente un bellissimo spettacolo. Però prosegue questa, diciamo, collaborazione col Teatro dell'Elfo, che è stato anche il posto che ha dato origine a Gabriele. Sì, esatto, cioè tutto torna alla fine. Tutto torna, è fantastico perché tutto è connesso. Esatto, veramente. È veramente tutto connesso. Sì, è vero, non è una... No, allora mi rendo conto, ci credo fortemente. Sì, è vero. Senti Vincenzo, qui uno dei tanti giochi che facciamo qui a Lot Corner è scegliere l'attore preferito, l'attrice, quello proprio da foto sul comodino. Tu ti svegli la mattina, guardi il comodino e c'hai la foto di... io ne avrei tante di foto, non solo di attori. Allora, un attore che mi piace moltissimo e paradossalmente mi accomunano molto a lui è Tim Roth. Perché io senza barba ricordo sì, è vero, adesso ve lo dici. Cosine. Mi dicono così, ma ne ho tanti di sosia che sono anche i miei attori preferiti. Io ho lavorato anche un periodo con Paolo Rossi, quindi mi ricordo un po' Paolo Rossi e quant'altro. Però Tim Roth in effetti adesso non lo dici. Ma guarda, mi piacerebbe tantissimo fare anche metà della carriera che ha fatto Tim Roth. Adesso ultimamente è un po' sparito, però ha fatto una serie, ma io ho una serie che porto su nel cuore televisiva per parlare di serie televisive, al di là dei film, che è Lie to Me, dove lui è veramente, veramente molto bravo. Poi piace molto Steve Buscemi. Ecco, non mi piacciono i belli, perché io credo di non appartenere alla categoria dei belli, quindi faccio miei... Ti piace il caratterista che diventa protagonista? Perché io sono molto così. Purtroppo in Italia abbiamo una veduta un po' ristretta, perché diciamo non pensiamo che magari un caratterista possa fare un ruolo più grande, però se guardiamo i nostri... Eppure noi abbiamo una tradizione caratteristica, esatto, no? Esatto. Cioè, anzi, parte del grande cinema italiano l'hanno fatto i caratteristi. Era così. Spero che poi torni ad essere ancora, e siccome noi abbiamo molto la tendenza di imitare anche bene le cose che fanno in America, spero che questa tendenza si sviluppi anche qui. Senti, quindi Tim Roth, foto sul comodino, mettiamo. Sì, assieme a Maradona. Non chiedermi perché, sono due santi tutti e due a loro modo. Sì, ma perché sei sono tifoso del Napoli calcio, nonostante la pugliesità, quindi Napoli, Silvio Orlando, vedi che tutto torna. Anche qui, vedi. E anche per la fantasia e l'estro. Poi Salvatore pure amante del calcio, e poi viene nato a Napoli, esatto. Senti, invece domani devi partire per un'isola deserta. Stai facendo la valigia sicuramente non faranno il tampone, perché non c'è no, parti così libero, via, felice, metti dentro la foto di Tim Roth e devi mettere dentro il tuo film preferito. Ne ho tanti. Allora, sicuramente Ferro 3, La casa vuota, un film meraviglioso, un film che ha una battuta ma è commovente, meraviglioso, e poi un film che a me piace da morire ma non ha avuto così tanto successo. Ne ho due, veramente lo dico con onestà, non perché ho fatto il film con Salvatores. Tournée di Salvatores, che è la colpa, è colpa di quel film se io faccio l'attore. Una volta l'ho raccontato. Gliel'hai detto? Sì, mi ha detto Bentivoglio. No, Gabriele non lo sa, lo saprà, glielo dirò. Lo sa Bentivoglio. Gliel'ho raccontato e lui mi ha guardato e mi fa: cacchio,
Che responsabilità. Beh, Non so se intenderla bene o male. che tra l'altro, ripensandoci, quel film era anche, o poteva essere una pièce teatrale, che si apriva, Sì, ti ricordi, con Mick Jagger, con la battuta di Mick Jagger, meraviglioso. E poi scambiate per Garcia Lorca. E c'è poi il tormento del Beccaccino. Sì, è vero, vedi Beccaccino. Guarda il Beccaccino. C'era Abbatantuono, c'era Bisio che faceva quella comparsata da benzinaio per Sì, strada. bellissimo, bellissimo. Era Poi un veramente altro grande film, ne porto tre, farò una vabbè, valigia, dai. farò una valigia più grande. Dai, togli la foto di Tim Roth, dai. Tolgo la foto di Tim Roth, mi metto una maglietta in meno e porto sicuramente Being John Malkovich, essere John Malkovich. Mi è piaciuto tantissimo. Lì sì, c'è veramente film- una prova d'attore. sì. E poi soprattutto una costruzione anche. Molto bella. Che ti piace anche il Sì, cinema sì. A morire. che ti fa rovellare, Tantissimo, insomma. tantissimo. Senti, siamo invece qui in una profumeria qui a fare questa infamula. Se dovessi associare il profumo del set, ecco, no, se dovessi dire Comedians aveva, che profumo aveva? Guarda, sembra una battuta, ma ti giuro, la prima cosa che mi è venuta in mente è Spritz. Profumo di Spritz. Sarà perché ero a Trieste, non lo so. Perché proprio avete quella girato a arancione. Trieste? Sì, girato tutto a Trieste. E quindi tu sentivi, ma bevevate No, confessalo, no, confessalo. giuro, non bevevamo. No, non faccio tipo Damiano De Maneskin il test, però giuro non bevevamo. Però lo associeresti a quello? Lo associerei a quello, ma anche Blue Mare. Perché Trieste si affaccia sul mare, sì. è meraviglioso. Io poi vengo da Monopoli, che è una città in provincia di Bari che si affaccia sul mare, e quindi altro elemento in comune, il mare. Vedi, è tutto lì. Senti, ma invece Ale Franza hanno fatto i bravi sul set? Le Franze sono delle persone meravigliose, ci sentiamo tuttora, sono una fabbrica di battute continue. Io invidio profondamente, ma con tenerezza, la loro capacità di poter fare battute. Cioè, trovano delle cose geniali. Poi a me piace molto giocare con le parole, io scrivo anche dei pezzi in rima. Per prepararmi per questo film cosa ho fatto? Dovevo riuscire a capire quale fosse la sensazione di imbarazzo che prova una persona che non ha mai fatto teatro. Chiaro, perché tu in realtà non è il mestiere del personaggio, perché fa il muratore. Esatto, il muratore l'avevo capito bene perché in quel periodo avevo ristrutturazioni a casa, quindi andavo a prendere dei caffè con i muratori e quant'altro, e li ho conosciuti proprio come sono. Cioè, ma lo sapevano che li stai studiando? Assolutamente no, lo dirò dopo. E cosa ho fatto? Ho scritto dei pezzi in rima comici e li ho provati davanti a un pubblico durante delle serate di Poetry Slam. Volevo sentire proprio l'imbarazzo e il gelo di poter capire quando una battuta fa effetto oppure no. E tu vorresti essere altrove in quel momento. Esatto, è una sensazione tremenda. Cioè vorresti avere il lockdown veramente in quel momento. E come fai però a ricreare quella roba lì? Vabbè, non la ricrei, proprio io credo di essere un attore molto fisico. Può fare ridere come battuta, ma cioè non cerco la bellezza delle parole, cerco una sensazione di pancia, dico spesso io, non so, magari sono termini che No, chiaro, si poi ti avvicini, comprendono. cerchi di avvicinarti. Cerco di vivermi la situazione, di capire, di sentire l'odore della situazione intorno a me e quindi di percorrerlo. Senti, ti faccio gli ultimi due giochini che Prego, facciamo io per lo lo devo Scorpion. giocare. Allora, il primo è piuttosto semplice, devi scegliere un film e consigliare ai lettori di Hotcorn un film che tu ami, che non è molto conosciuto, anzi che non è per niente conosciuto, e dici vabbè però... Sai che ce ne sono sempre di più, tra l'altro, poi in quest'epoca in cui escono tantissime cose, ci sono tanti film che si perdono, Ne avrei purtroppo. tanti. Il primo film che mi viene in mente, che è un ricordo, è un film triste, che parla della Shoah, però mi emoziona ogni volta che lo vedo, anche a parlarne mi sta emozionando qual è? adesso. Iona che visse nella balena. Con Gam rivista Sì, Ennio Morricone. non so perché mi è venuto questo film. Questo poi. Roberto Faenza, che Sì. tra l'altro hai citato un bel film, perché bisogna controllare se c'è in streaming, perché ci sono alcuni film che poi si sono un po' persi. Non lo so, Appunto, credo c'è di il sì, DVD. ormai c'è. Sì, però c'erano delle... Però è un film che mi ha veramente scosso, perché è visto dagli occhi proprio di un bambino che poi ne hanno fatti tanti di film. Sì, riguardo, però esatto, è poi proprio- c'è è anche un il film bambino col onesto. pigiama a righe, Esatto. sia onesto, e poi soprattutto c'è quella versione lì di Gam Gam, quella No, è canzoncina tremendo, dei se bambini. ci penso mi Sì, mi infatti è vero. emoziona. È vero, è veramente terribile. Senti, l'ultima domanda però è un gioco. Torniamo al gioco. Sì. Domani sera organizzi una cena a casa tua. Io adoro cucinare. Ecco, bravo, perfetto. Tu vai in cucina, però puoi invitare 4 persone, Mm, presente, passato, da Napoleone a Stanley Kubrick. mm. 4.
Beh, sicuramente Maradona, Beh, Maradona, capotavola, per forza. Diego. Accanto Gabriele Salvatores, Eh. perché voglio parlare anche di calcio, voglio parlare del film, voglio Interista cucinare. Salvatore. Interista, esatto. Poi altre due persone, solo due. Sì. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Beh, che hai detto? Che quartetto. Sono curioso di capire cosa ne venga E fuori. soprattutto tra Sicuramente Maradona e Falcone sarebbe un bel dialogo su... sarebbe una bella partita. Veramente, su etica, giustizia In questo periodo poi è una bella discussione. Sì, Come assolutamente. la cosa che vedrete tutti nel film è anche la discussione su cosa è comico e cosa non è comico. Che oggi tra l'altro è attualissima. E ormai. perdono il gioco di parole, è comicamente attuale. Sì. Perché si parlava, vedrete nel film, si parla proprio di questo. Che cos'è la comicità? Per me è comunque qualcosa che può essere dissacrante, ma va fatta con rispetto. Io ho Quindi iniziato a fare cabaret, lo Ok. facevo a Genova, appena diplomato alla scuola di teatro di Genova, e tipo i Blues Brothers, non so se ti ricordi nel film che facevano le serate, poi dicevano allora questo è il vostro cachet, voi avete bevuto tot e dovete tot, mi è capitato, giuro, ho dovuto pagare, meraviglioso, solo a Genova, ovviamente, fuori da ogni luogo comune, però mi è successo. Beh, lì in zampa tira Va fuori bene. i soldi. Però scusa, mi aggancio questa cosa qui prima di chiudere. Perché c'è poi il tema del, tu citavi prima stand-up comedy, il politically correct, fin dove si può arrivare, che ha aperto delle voragini, perché poi anche lì tra Ricky Gervais, Louis C.K., no? Ci sono state delle tutti stand-up comedian. Esatto, tutti i stand-up comedy, tra l'altro giocano, a parte qualcuno americano, cioè Jerry Seinfeld non gioca su quella roba lì, però tanti giocano Lenny Bruce. Lenny Bruce è il maestro proprio della cattiveria. Esatto. Oddio, cattiveria, che poi se vediamo anche il film di Lenny Bruce. O George Carlin, te lo ricordi? Sì, George però Carlin. se c'è dietro ogni cattiveria c'è una riflessione. C'è un film con Dustin Hoffman, no? Di Lenny, sì, che dove lui proprio è dissacrante, si vede proprio la scena che dice inizia a giocare con le parole negro e quant'altro, e poi alla fine dice beh, immaginiamo però se anche il presidente continuasse a utilizzare queste parole, il presidente degli Stati Uniti, queste parole perderebbero la loro forza cattiva. È vero, Le parole hanno un l'effetto peso, tabù. come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti. Le parole sono importanti, anche i film sono importanti, quindi noi andiamo a vedere Comedians con Vincenzo Zampa. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te. E noi ti seguiamo e ci vediamo presto, e poi ci vediamo in giro. Assolutamente. Basta. Sono di Milano, basta. Vediamoci di persona. Vincenzo Zampa. Grazie.